La prima cosa è accenderlo come un qualsiasi macchinario. E le piastre. Tiro la Osservare maniglia le rossa. immagini sulle piastre. Applicare le piastre sulla pelle nuda esattamente come illustrato nelle immagini. A questo punto posso iniziare a fare la manovra di rianimazione. Centimetri. Assessore Callari, la donazione della Fondazione CR Trieste di defibrillatori è importante, tra l'altro è un tema di attualità per il caso Ericsson. Sì, certo, il caso Ericsson ha un po' colpito un po' tutti perché è stato visto in tutto il mondo, ma in realtà queste sono cose che giornalmente colpiscono le persone in tutto il mondo e qualche volta è successo anche da noi. Aver firmato oggi questo contratto non è soltanto un qualcosa importante dal punto di vista economico, perché dice come la Fondazione in qualche modo è costantemente partner delle amministrazioni pubbliche in questo territorio e questo è un motivo di orgoglio, insomma, perché quando una fondazione di una banca in qualche modo si mette al servizio su molti campi, questo è sempre un segnale positivo. Ma al di là di questo, oggi abbiamo voluto promuovere la cultura. Proprio sul caso Ericsson possiamo in qualche modo fare pubblicità di questo. Vogliamo che cresca la cultura dell'assistenza in prossimità. Non c'è soltanto l'ospedale quando serve, ma ci deve essere ognuno di noi pronto a fare assistenza in casi come questi. E quindi avere la possibilità che nel territorio ci siano degli strumenti può far crescere questo tipo di cultura. E quindi da questo punto di vista vogliamo promuovere sempre di più la prossimità dell'assistenza in ogni luogo di lavoro, in ogni luogo pubblico, perché ognuno di noi deve sentirsi partecipe di un processo che porta a benessere per tutti, alla sicurezza in tutti i posti che le persone normalmente frequentano. Quindi oggi è un momento importante, è un segno di cambiamento culturale.